Immagini del 1980, quando Antenna 3 raccontava così la 13ª edizione della sagra del peperone di Zero Branco. La soddisfazione fra la popolazione è unanime, se ne è fatto interprete con noi il sindaco Lucio Pasqualetto, che ha sottolineato come quest'anno si siano superate le presenze in maniera eccezionale rispetto alle passate edizioni. Sindaco Durighetto, quanto è cambiato il comune di Zero Branco rispetto ai primi anni in cui si faceva la sagra del peperone? Beh, è un cambiamento, mi viene da dire, epocale, sia in termini naturalmente di cittadinanza, ma anche da un punto di vista proprio estetico e infrastrutturale. Diciamo che però permane un punto. La sagra del peperone per i cittadini di Zero Branco è il riferimento e quindi seppur nel cambiamento sia di generazioni, sia di modo di vivere, sia di sensibilità, però quello è rimasto un punto focale. Certo, il territorio ora è più orientato verso il radicchio rosso e l'asparago e quella del peperone è diventata una coltivazione secondaria, anche se il Veneto è al terzo posto in Italia per la produzione di questa bacca ampiamente utilizzata in cucina. Ma è rimasta la sagra, simbolo di festa per questo territorio. Oggi il taglio del nastro della 56esima edizione che metterà Zero Branco sotto esame per ottenere il marchio di sagra di qualità. E Umpli Nazionale ha voluto con questo riconoscimento marchio Sagra di qualità portare poi a conoscenza a livello nazionale, europeo e internazionale quelle che sono le nostre manifestazioni che credo valga la pena far conoscere nel mondo intero. Per tutta la manifestazione nell'area della sagra gireranno gli ispettori dell'Umpli che alla fine daranno, come si suol dire, i voti. Una volta ottenuta la certificazione, a che cosa serve? Allora noi lo iscriviamo in un album che abbiamo a livello nazionale e facciamo comunicazione a livello nazionale, europeo e internazionale. È una valenza di apporto turistico e di comunicazione che altrimenti la Proloco da sola non riuscirebbe a fare. Se si fa squadra si riesce ad essere comunicativi e visibili in tutto il mondo.